Non sono state dimenticate le zone litoranee nei vari vertici susseguitisi in questi giorni in prefettura a Venezia. Semplicemente tutte le spiagge sono state considerate zone omogenee per gestire in modo comune la sicurezza nei territori e Jesolo si prepara a questa futura convocazione. Mi hanno chiamato dalla prefettura dicendo che il vertice che hanno tenuto ieri era quei comuni che avevano subito delle rapine, quindi reati un po' più gravi. Noi per fortuna a Jesolo abbiamo avuto abbiamo avuto dei furti, che sono reati meno gravi, però sono comunque dei fatti odiosi, soprattutto per i nostri cittadini che sentono la mancanza di sicurezza. Quindi mi hanno rassicurato la prefettura che sarà fatto presto un vertice anche con quei comuni, soprattutto del litorale, Cavallino, Jesolo, Caorle, eccetera, che non hanno ancora subito atti di così violenti, per fare il punto della situazione e per cercare di porre rimedio. Uno dei dati importanti emersi nel vertice tra i prefetti di tutto il Veneto è che si parla finalmente di interprovincialità di intervento per le forze pubbliche, quello che insomma si chiedeva da tempo. Sì, anche qua a Jesolo quest'estate che abbiamo collaborato fra tutte le forze di polizia, ancora non con gli altri comuni, però si sta cercando di creare delle sinergie assieme, bisogna raggiungere questi punti di forza, perché per esempio noi abbiamo più necessità durante l'estate, nell'entroterra magari d'inverno, quindi si può creare delle sinergie che vanno certamente a garantire la sicurezza dei nostri cittadini di più. Nella Bassa Veronese si parla di chiedere all'esercito, da queste parti non c'è ancora questa esigenza. Io spero che non serva utilizzare l'esercito, ma le forze di polizia, che ormai potenziare un attimino, anche perché sono persone preparate per queste emergenze, e io non so se l'esercito, non credo sia pronto e preparato per questo tipo di reati. Ultima cosa, d'inverno con la popolazione minore e tutto quanto, Jesolo è più tranquilla in proporzione? No, diciamo Jesolo è tranquilla, a parte questi furti che si susseguono, ma sembra che ci sono tanti appartamenti non abitati e quindi spesso la polizia ritrova in questi appartamenti non utilizzati o poco conosciuti delle persone non solo extracomunitari che entrano all'interno e quindi poi di notte fanno questi reati, soprattutto furti.